Auto contro camion, tragico schianto stamani in A4 all'altezza di Villesse, morte le 2 persone a bordo della vettura, autostrada chiusa, traffico in tilt, code sino a San Donato. Con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno rapine e furti in tutta Europa, blitz dei carabinieri di Venezia, 40 indagati e 10 misure cautelari eseguite in tutta Europa. 19enne espulso dall'Italia perché sospetto jihadista, dalla Tunisia in esclusiva il video di Jaia Mansour. Non sono un terrorista, voglio giustizia e spero di tornare in Italia, dice. Torna a colpire la banda dei bancomat, esplosione nel cuore della notte a Monselice, deflagrato un altro sportello, ingente il bottino e di danni alla struttura. Aggressione con rapina ai danni di una 78enne che stava per entrare al cimitero di paese, l'anziana gettata a terra e derubata della borsetta, è accaduto ieri pomeriggio. La produzione del miele del Montello quest'anno sarà praticamente azzerata, pioggia e freddo hanno impedito alle api di raccogliere il nettare da portare negli alveari, in fumo milioni di fatturato. Bansky, il misterioso artista re della street art, allontanato dai vigili in piazza San Marco mentre esponeva le sue opere e lui posta il video in rete, la replica era senza permesso. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli, c'è stato un terribile schianto questa mattina lungo l'autostrada A4 in Friuli Venezia Giulia tra Villesse e Re di Puglia, 2 persone sono morte. Pochi minuti dopo le 7 un'auto si è scontrata con un camion, nello schianto sono deceduti 2 occupanti dell'auto, dalle prime informazioni si tratterebbe di 2 operai provenienti dalla provincia di Treviso. Sul posto hanno operato l'elicottero del SUEM, un'automedica, un'ambulanza. L'autostrada è stata chiusa per garantire i soccorsi, purtroppo che si sono rivelati inutili per le 2 vittime. È stata appunto decisa la chiusura del tratto e dall'entrata di Villesse l'istituzione dell'uscita obbligatoria appunto a Villesse. Circa la dinamica della tragedia, secondo una ricostruzione, l'automobile è finita sotto al camion che era fermo in una piazzola di sosta. Notevoli i disagi alla circolazione, lunghe code in direzione Trieste e a tratti anche tra San Donà di Piave e Portogruaro, sempre in direzione di Trieste. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E proseguiamo con la cronaca, perché è di oggi un'importante operazione dei Carabinieri di Venezia che hanno sottoposto a sequestro oltre 1.600 veicoli per un valore di 13 milioni di euro intestati a dei prestanome che venivano usati per commettere rapine e furti con l'ormai famosa tecnica dell'abbraccio. Sulla vicenda ci aggiorna in diretta telefonica da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno da Mestre, dove si è appena conclusa la conferenza stampa dei Carabinieri. Un bilancio di 10 arresti, 42 indagati complessivi, oltre 1.600 auto sequestrate nell'ambito dell'operazione tecnica dell'abbraccio. Un'operazione la cui indagine si è aperta nel 2017, tutta è partita dalla stazione dei Carabinieri di Stra e poi è stata sviluppata dal nucleo investigativo che ha permesso di raccogliere gli indizi di colpevolezza nei confronti di questo gruppo criminale composto da questi 42 soggetti rumeni di etnia rom che agivano appunto con la tecnica dell'abbraccio, soprattutto nel centro-nord Italia e in Spagna. Le vittime predilette erano soprattutto le categorie più deboli, in questo caso gli anziani, che venivano avvicinati con delle banali scuse, alcuni abbracciati e chi invece non si faceva abbracciare veniva comunque distratto per poi rubargli i monili in oro, in questo caso soprattutto alle donne o in particolare agli uomini i Rolex che indossavano. Oltre 1.279 auto del valore complessivo di circa 10 milioni di euro che erano intestate fittiziamente a 6 prestanome rumeni senza fissa dimora, che sono stati indagati per induzione in errore di pubblico ufficiale e in falsità ideologica in atti pubblici. Ecco, il comandante dei Carabinieri Claudio Lunardo ha voluto sottolineare un aspetto, non solo il coinvolgimento
di Europol, con cui c'è stata insomma una grande collaborazione, ma il fatto che d'intesa con il prefetto sarà presentata una proposta perché queste persone, che sono tutte comunitarie, non entrino più nel territorio nazionale, questo con la dicitura per motivi di sicurezza pubblica. Naturalmente una volta che sarà stato deciso, dunque non entreranno più nel territorio proprio per quello che hanno fatto. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. E torniamo ora a parlare del caso del 19enne tunisino residente a Breda di Piave, espulso dall'Italia perché sospettato di inneggiare alla jihad con numerosi video e foto e accusato di fare quindi proselitismo in rete. Il giovane si difende e dalla Tunisia ha mandato alla nostra emittente in esclusiva un breve ma significativo videomessaggio. Sentiamo le sue parole. Ciao a tutti, io sono Mansour Yahya, io non sono un terrorista, quelle cose sono pubblicate sul Facebook al 2014, quando ho 14 anni, sono entrato in Italia al 2016 per la prima volta e da quel momento sono cominciato a vivere come gli italiani, i miei amici mi conoscono benissimo, quello che voglio adesso è la giustizia. E spero che riesco a tornare di nuovo in Italia. Ecco, la notizia naturalmente dell'espulsione del giovane ha provocato sconvolgimento naturalmente nel paese dove il 19enne viveva con la famiglia. Siamo a Breda di Piave. Il sindaco dice che la famiglia non ha mai creato problemi, ma spiega se le forze dell'ordine si sono concentrate su di lui vuol dire che del tutto innocuo forse non è. Ma sentiamo. Di Breda di Piave, Moreno Rossetto è stato avvertito dai carabinieri della locale stazione di quanto accaduto, del rimpatrio di Yahya Mansour, residente nel suo comune, con il padre e un altro fratello espulso per un pericolo terrorismo. Il primo cittadino conosce la famiglia del 19enne e spiega che non ci sono mai stati problemi con loro. Non hanno mai dato fastidio, ho avuto modo con il padre di interloquire, di fare una verifica ancora nel 2014 perché non era molto presente nel condominio e abbiamo fatto una verifica con i nostri vigili per capire la sua presenza all'interno del condominio Atre. È stato quell'episodio e poi c'è una frequenza quasi regolare del locale, insomma. Lunedì pomeriggio Yahya, di rientro da un viaggio in Tunisia, sbarcato al Marco Polo di Venezia, è stato fermato dalla polizia di frontiera e rimpatriato. Per 10 anni non potrà più far rientro sul territorio italiano. Il provvedimento arriva alla conclusione delle indagini condotte da Digos e Intelligence Antiterrorismo, che aveva iniziato a concentrare la propria attenzione sul 19enne dopo alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook alcuni anni prima. Secondo gli investigatori il ragazzo avrebbe esaltato la guerra santa, il martirio e i mujahideen morti in combattimento. Lui stesso, stando agli elementi raccolti nelle indagini, avrebbe manifestato il desiderio di sacrificarsi in nome di Dio. Un fotomontaggio di lui seduto sui gradini del Duomo e accanto l'immagine di un uomo con il volto coperto. Per le forze dell'ordine elementi sufficienti per allontanare il 19enne dal nostro paese. Errori di gioventù, ma certe situazioni vanno rimosse, quindi io ritengo che, come ho detto prima, che le forze dell'ordine abbiano fatto il loro dovere e se stavano cercando, se stavano mettendo sotto controllo questa persona, sicuramente avranno capito che questa persona del tutto innocua forse non è. Abbiamo una notizia d'agenzia di cronaca battuta proprio pochi minuti fa, riguarda una banda dedita alle rapine in villa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La polizia di Pordenone ha ritrovato gioielli per oltre 1 milione di euro che erano stati appunto rubati in diversi colpi messi a segno tra le province di Pordenone, Treviso e Belluno, ben 66 finora i colpi accertati. La refurtiva è stata recuperata nei giorni scorsi nelle campagne di Conegliano al confine con la provincia di Pordenone e appunto scavando
in dei cunicoli che i ladri avevano scavato appunto sottoterra, la polizia ha ritrovato i gioielli ed un revolver. In un vicino torrente è stata recuperata anche una cassaforte squarciata che era stata rapinata in una villa a Sacile. Naturalmente maggiori dettagli questa sera nel corso dei nostri telegiornali. E con la cronaca ci spostiamo ora nel Padovano, a Monselice, perché è tornata a colpire la banda dei bancomat. Sentiamo. Il moto nella notte in via Cadorna a Monselice. Un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Un'esplosione potente che ha sfondato la struttura dello sportello, che è andata distrutta. Ancora in via di quantificazione il bottino. La casa è stata completamente svuotata, ingenti i danni alla struttura. Dopo qualche giorno di tregua, in seguito all'arresto di 2 predoni fermati a Brugine dai carabinieri, è tornata a colpire la banda dei bancomat. I banditi, dopo aver fatto incetta di banconote, sono riusciti a far perdere le loro tracce utilizzando un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monselice e Abano Terme, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza per trovare elementi utili all'indagine. Da inizio anno salgono a 20 colpi riusciti o tentati in provincia di Padova. 2 settimane fa i carabinieri avevano arrestato Glodinoro Maior, 36 anni, di Brugine, e Manuel Bonora, 47enne, di Conselve, appena fuggiti dall'assalto allo sportello automatico di Maserà. Ed ora torniamo in provincia di Treviso, a Paese, dove ieri pomeriggio una 78enne è stata aggredita e rapinata nei pressi del cimitero. Aggredita alle spalle, gettata a terra e rapinata della borsetta, vittima una 78enne di Paese. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 15:30, di fronte al cimitero cittadino. La donna si stava recando, come di consueto, al Camposanto per portare dei fiori ai propri cari. Da tempo ha scelto quest'ora del giorno per evitare brutti incontri. Invece ieri è stata assalita alle spalle da un individuo che l'ha tappato la bocca e poi l'ha gettata a terra per sottrarle la borsetta. La 78enne è finita con il volto sull'asfalto, mentre l'aggressore, un giovane sui 20 anni di carnagione scura, si è dileguato a piedi, inseguito da un passante attirato dalle urla disperate della donna. Inseguimento che si è concluso con l'aggressore che si è dileguato tra le campagne dopo aver abbandonato sulla strada la borsetta, non prima di aver sottratto il contante all'interno, circa 40 euro. L'aggredita è stata subito soccorsa da altri passanti ed è stata accompagnata in un vicino studio medico, mentre i carabinieri subito sul posto iniziavano una battuta lungo le campagne che però non ha dato esito positivo. Il giovane pare però non sia sfuggito alle numerose telecamere in zona, oltre a quella installata nell'auto del passante che l'ha inseguito. Facile ipotizzare che a breve si potrà identificare il malvivente. È il 4º episodio violento che accade nella cintura urbana di Treviso dall'inizio dell'anno. Un bambino vicentino è rimasto a casa dalla gita scolastica perché disabile, la madre denuncia, il luogo non era adatto a lui, c'era scritto anche sul sito internet, ma sentiamo cos'è accaduto. Escluso dalla gita scolastica perché la meta scelta dalla scuola non sarebbe stata accessibile per un bimbo disabile in sedia a rotelle. È la denuncia di una mamma di un alunno tetraplegico della scuola Giovanni XXIII di Vicenza. La signora se la prende con la dirigenza dell'istituto scolastico. Per suo figlio e i compagni di classe era stato scelto il Parco delle Cascate nel Veronese, area verde protetta con corsi d'acqua e sentieri che non sono però percorribili con le carrozzine, come è scritto anche sul sito internet del parco. Il responsabile del plesso scolastico ha ribattuto alla mamma dicendo che la scuola era pronta a prenotare l'autobus con pedana e ad affiancare al piccolo l'insegnante di sostegno ed eventualmente anche un assistente ULS. Ad Asolo ora c'è anche un frate del convento appunto di Asolo tra le 86 vittime di una banda di truffatori sgominata a Torino. Sentiamo. Una telefonata in raggiro poteva cominciare. All'altro capo sacerdoti, parroci, responsabili di conventi e altri enti religiosi, tutti sempre molto anziani, 63 anni il più giovane, un reverendo del convento dei frati cappuccini di Asolo caduto nella trappola. Bastava qualificarsi come rappresentanti del comune, della provincia o della regione o anche direttori di banca e informare che era stato accreditato al loro ente un contributo erogato in somma maggiore a quella dovuta. Quindi, per evitare che lo stesso contributo non venisse poi elargito e di pagare anche una multa, l'unico modo era versare la differenza, cifre variabili da 2.000 a 16.500 euro, su carte Poste Pay intestata dei prestanome. La messa in scena si è ripetuta 86 volte tra ottobre 2018 e aprile 2019, con un bottino di oltre 400.000 euro.
86 vittime in tutta Italia tra sacerdoti e rappresentanti di istituti religiosi, tra questi nella Marca il 63enne frate del convento dei Cappuccini di Asolo. Sono stati i carabinieri di Torino a sgominare la banda, 12 provvedimenti cautelari, di questi 4 sono in carcere, tutti di Torino e provincia, 8 sono stati messi agli obblighi di dimora e di firma. Numerose le perquisizioni in tutta Italia, sequestrate varie carte prepagate, libretti postali, cellulari utilizzati per contattare le vittime e denaro contante. Alcuni dei religiosi colpiti non avevano presentato denuncia e stavano ancora aspettando l'erogazione dei finanziamenti promessi. A capo del gruppo una donna, una 38enne soprannominata la zia, che si vantava di aver inventato il metodo per raggirare i religiosi. Un caso tutt'altro che chiuso. Gli investigatori infatti pensano che gli episodi siano molti di più degli 86 accertati. Accusato di violenza sessuale su una paziente, psicologo padovano finisce a processo. Le violenze sessuali si sarebbero consumate durante i loro incontri nella comunità di Padova, dove era ospite la presunta vittima. Lei, paziente, si trovava in questa struttura terapeutica per persone con disturbi di comportamento. Lui, 60 anni, era il suo psicologo e psicoterapeuta. Il fatto sarebbe accaduto nel maggio dello scorso anno. Ad un certo punto la paziente non è più riuscita a sopportare quella situazione e ha denunciato tutto. L'inchiesta si è chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio, richiesta accolta dal giudice per l'udienza preliminare. La prima data del processo è stata fissata per il 14 gennaio 2020. La donna, affetta da depressione, era stata accolta nella comunità per un percorso terapeutico. Lo psicologo era un collaboratore esterno della struttura. Il rapporto particolare tra i due pare fosse stato notato anche da alcuni operatori. La donna ha testimoniato attraverso un incidente probatorio. Interrogato, lo psicologo invece si è difeso respingendo l'accusa e definendola una ritorsione. Ed ora la politica e l'economia, perché ieri sera a 20:10 è intervenuto in diretta telefonica il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. Sentiamo un estratto dell'intervento. Saranno delle elezioni che potenzialmente aprono delle grandissime alternative, anche estreme tra di loro. Ci siamo ricavati un ruolo, quello della rappresentanza, che però parla una voce diversa, parla una lingua diversa, perché mentre qui stiamo parlando di ciò che massimizza i risultati da qui ai prossimi 5 giorni, noi invece stiamo parlando di ciò di cui abbiamo bisogno da qui ai prossimi 20 anni. Le richieste che noi facciamo sono le richieste che sottostanno a una situazione molto preoccupante che stiamo vivendo, che oggi è stata confermata dai dati dell'Istat, che danno una crescita, o meglio noi comunque la chiamiamo decrescita, di un più 0,3%, perché funziona che la non competitività porta a una mancanza di crescita, perché non siamo convenienti nei mercati e quindi non produciamo, quindi non creiamo il PIL di cui c'è bisogno, e tutto quello che sta sotto almeno l'1,5, almeno il più 2%, possiamo considerarla decrescita rispetto alla concorrenza esterna. La prima preoccupazione è che con tutti gli scenari che noi possiamo valutare oggi, comunque alla meglio ci sarà una staticità e un immobilismo, perché di fatto oggi, senza puntare il dito su uno o sull'altro partito, per come è composta la maggioranza di chi governa, di fatto non si riesce ad essere produttivi, perché purtroppo si continua ad essere una campagna elettorale continua all'interno di un governo che oggi, come è composto, ritrova sia l'elemento di governo che di opposizione all'interno dello stesso governo, quindi non lascia neanche spazio a ciò che in passato è sempre cresciuto come alternativa di contestazione o comunque di opposizione, perché già ci sono entrambe le forze all'interno dello stesso governo. Quindi all'orizzonte non si vedono delle compagini che stanno crescendo in modo importante per raggiungere una maggioranza che ci faccia pensare che si possano sbloccare tutte le cose di cui abbiamo bisogno.
E parliamo ora di agricoltura e dei danni che questo maggio così freddo e piovoso stanno provocando, per esempio sulla produzione di miele. Quella di miele da caccia del Montello sarà praticamente azzerata a causa appunto dell'andamento meteo sfavorevole, con le piogge ed il freddo che hanno impedito alle api di raccogliere il nettare da portare negli alveari. In fumo milioni di fatturato, la produzione di miele delle profumate acacie trevigiane può arrivare a sfiorare nelle stagioni migliori quota 400 tonnellate. È un vero e proprio disastro, tutta la stagione delle acacie da buttare, dice Francesco Bortot della sezione apicoltori di Confagricoltura Treviso. L'annata era partita con il piede giusto, con le api che stavano bene e gli alveari in perfette condizioni. Poi dopo Pasqua è cambiato tutto, le piogge continue e il freddo hanno impedito alle api di compiere il loro lavoro, con la conseguenza che quel poco miele che le api sono riuscite a produrre lo mangiano loro, quindi sicuramente i danni sono davvero molto ingenti. 9 quadri a formare una sola installazione in centro storico a Venezia, con il volto travisato da un cappello e dalle pagine di un quotidiano. Anche il celebre writer Banksy avrebbe fatto capolino a Venezia, in piazza San Marco, in tempo di Biennale d'arte, in contemporanea con l'apparizione di un suo graffito poco distante da Santa Margherita. Il video è stato postato ieri pomeriggio sul profilo Instagram del grande writer inglese, un'installazione la sua con un chiaro intento di protesta. In una Venezia d'altri tempi, infatti, si vede una grande nave in bacino di San Marco proprio in prossimità del Ponte della Paglia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Padova con il prossimo servizio. Vi mostriamo un luogo sconosciuto, il monastero della Visitazione, che grazie all'iniziativa Case Mai Viste si fa conoscere alla città. Pochi passi lungo Riviera San Benedetto a Padova, dietro queste mura si aprono le porte di un luogo sconosciuto alla città, il monastero della Visitazione. Fino al 2014 nella pace di questo chiostro fiorito hanno vissuto le monache visitandine. Le origini di questo luogo di preghiera però risalgono al XIII secolo. Sabato e domenica eccezionalmente verrà aperto alla cittadinanza grazie alla rassegna Case Mai Viste, un'iniziativa dei musei diocesani che aprono dimore sconosciute e le mettono a disposizione dei padovani. I visitatori potranno accedere al chiostro con un libro e fermarsi quindi alcune ore e leggere nella pace quello che di solito è difficile fare anche nelle nostre case. Qui troveranno delle rose antiche, le potranno acquistare i biscotti delle monache eremite. Tra il profumo di rose e i biscotti si entrerà nel bellissimo chiostro. Chi vorrà con un contributo di 10 euro potrà visitare insieme ad una guida l'intera struttura del monastero. All'inizio ospitava una doppia comunità monastica, uomini e donne, poi fu affidato ai monaci olivetani e infine dal 1890 qui si insediarono le monache visitandine. Conservato l'originale refettorio, le piccole celle, ognuna dedicata ad un santo e alla sua virtù, l'affaccio è splendido sul grande parco che si estende fino alle mura dell'ex area della Prandina. Tutto il ricavato delle visite previste sabato e domenica sarà devoluto per restaurare 3 opere d'arte di terracotta del XV secolo. Queste 3 sculture presentate più volte in terracotta del Rinascimento, che sono collocate in chiese della nostra città e del territorio, saranno restaurate con il progetto Mi sta a cuore. Questa iniziativa ha proprio lo scopo di raccogliere i fondi per poter raggiungere a compimento l'intervento di restauro. Lo sport ora, sono stati presentati a Bassano i campionati italiani di paraciclismo. Vediamo. Sono molto felice che
sia Marostica che Bassano organizzino questo evento, perché sono convinta che sarà un evento spettacolare sia per la popolazione che per gli atleti che parteciperanno a queste due magnifiche gare. La rossa volante Francesca Porcellato, atleta azzurra paralimpica, plurimedagliata ai Giochi Paralimpici così come ai mondiali di atletica, sci di fondo e ciclismo, madrina d'eccezione alla presentazione ufficiale dei circuiti di gara dei campionati italiani assoluti di paraciclismo in programma il 22 e 23 giugno lungo le strade di Bassano e Marostica. L'assegnazione del cronometro avverrà nel sabato pomeriggio, quindi il giorno della prova a cronometro, direttamente nella piazza di Marostica. La gara in linea la domenica mattina con inizio alle 8:30 dal Viale delle Fosse su un circuito cittadino, anche questo di 5 km e 500 metri, con l'attribuzione delle maglie tricolori a fine giornata intorno alle 17:30-18 sul Viale delle Fosse con scenario il Monte Grappa che fa da cornice a questi campionati italiani assoluti di paraciclismo. I ciclisti già iscritti e provenienti da tutta Italia sono 150, ma si prevede di toccare quota 200 per una grande festa di sport e divertimento. Saranno due circuiti veramente molto tecnici, molto impegnativi, ma che daranno lustro alla maglia tricolore che poi si andrà a vincere, e lo spettacolo sarà assicurato sia da parte dei protagonisti, dunque degli atleti, che dalle persone che verranno a vederci, ad applaudirci e a sostenerci. E di sport, di grande sport, si continuerà a parlare tra pochissimo ad ore 13 con una puntata speciale dedicata allo sport trevigiano con ospiti dell'Imoco Volley, Marta Becchis, del Benetton Rugby, Abram Stein e poi della Treviso Basket. Appuntamento quindi tra pochissimo con ore 13. Vi ricordo poi 20:10, torna come sempre questa sera subito dopo i telegiornali. Si parlerà di politica delle prossime elezioni europee con Achille Variati del Partito Democratico e Viviana Dalcin del Movimento 5 Stelle. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi e ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo. Il meteo, buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Buone notizie, il maltempo concede una tregua alle nostre regioni grazie ad un temporaneo aumento della pressione, ma vediamo il dettaglio di giovedì 23 maggio. Sul Veneto tornerà il sole a farci compagnia, sarà in genere stabile con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati piovaschi possibili sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, comprese invece tra 18 e 24 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento, solo con qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 24 e 25 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.